Dottoressa Barbazza, insomma, la situazione, lei è una psicologa, no? La situazione, abbiamo sentito, è abbastanza difficile, però insomma, non è che si può piangersi addosso, serve ottimismo. Ecco, che cosa si può fare per cercare di ritrovare energia, forza, un manager, un dipendente, che cosa possono fare all'interno di un'azienda per far sì, insomma, che le cose in qualche modo cambino? Ci sono due parole chiave che sono state ripetute dagli ospiti di questa serata. Una parola chiave è il sentimento di fiducia. C'è una fiducia razionale che può basarsi su dati, no? Su informazioni o su contratti, ma c'è una fiducia profonda che ha a che vedere con il sentimento costante che ognuno di noi dovrebbe avere della possibilità di farcela. E la perdita del contatto con questo sentimento provoca un vissuto di solitudine, diventa un'involuzione fino al punto di pensare che non esistono più possibilità di uscita, quindi non esistono delle soluzioni fattibili né sul piano della risorsa personale né sul piano della possibilità della collaborazione e della cooperazione con la famiglia, con le persone esterne. La fiducia è un sentimento forte che va inoculato. La fiducia ovviamente però viene se in qualche modo ci sono degli elementi che ti danno fiducia, se poi la banca ti nega il credito, se poi l'azienda ti mette in cassa integrazione o addirittura ti licenzia, insomma è difficile averla questa fiducia. Forse creando relazioni si riesce anche a costruirla, mi pare. L'altra parola chiave infatti è la solitudine e invece la collaborazione, cioè il condividere. Uscire dal sentimento di solitudine, dal vissuto di solitudine è fondamentale. Non a caso si ricreano, come diceva il nostro ospite, il sentimento di solidarietà familiare, fortissimo, che riguarda sicuramente fare il conto di quello che ha messo via la nonna e di quello che ha messo via il nonno, ma riguarda anche la percezione di poter essere un nucleo che risponde a un problema che non è più quindi un problema solo mio, ma è un problema e posso contare sulle persone che mi stanno vicine, ma potremmo anche allargare come un sistema di cerchi concentrici. C'è il microcosmo familiare, ma poi esistono anche dei macrocosmi, è solo il network, è solo il rapporto con gli altri, la sinergia con gli enti, con le organizzazioni. Non possiamo pensare di venirne fuori da soli.